una ruspa, hanno un po' sfondato tutto quanto, anche se comunque i sistemi di sicurezza hanno funzionato perfettamente. C'è stato un pronto intervento dei carabinieri. Fortunatamente adesso non sappiamo il valore che è stato preso, però sappiamo che non sono entrati nel cavò almeno, quindi non hanno preso niente di quello che c'era all'interno del cavò, ma solamente quello che era all'esterno. Un assalto studiato, quello avvenuto in piena notte ai danni della ditta Orafa di Camisano Vicentino. Prima di mettere in atto il colpo, i malviventi ben organizzati hanno bloccato le strade di accesso, la provinciale con dei mezzi pesanti, poi con una ruspa hanno sfondato il cancello e fatto irruzione. I danni sono importanti ma limitati fortunatamente, diciamo che ci sono 3 punti colpiti dell'azienda, il carraio come potete vedere, l'ingresso a lato dell'azienda e la parete esterna. Ora è caccia alla banda da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo qualsiasi elemento utile per ricostruire le dinamiche e risalire ai responsabili del colpo, al setaccio, i filmati di videosorveglianza, i targa system. Tengo a precisare che tutte le strade provinciali sono sotto controllo, quindi tutti i mezzi che entrano nel territorio del comune di Camisano Vicentino sono visualizzati.